Cioce, mi dici quali sono e se ci sono gli aggiornamenti? Bucala lì un attimo che dopo ti faccio parlare. Allora, Stefania, ci sei? Sì, allora con il voto di questa sera la bocciatura della relazione del senatore Augello si è di fatto aperta formalmente la procedura di decadenza da senatore di Silvio Berlusconi. Non ci sarà una nuova relazione, il presidente Stefano ha semplicemente detto che chiede l'opposto di quello che aveva chiesto Augello. Da oggi scattano 10 giorni per il diritto di difesa e quindi tra 11 giorni in teoria si potrebbe già calendarizzare l'aula del Senato per il voto, appunto, per il voto in aula che come detto è segreto, ma il senatore Morra, che è qui con me, ha chiesto un cambiamento del regolamento e ha chiesto che il voto invece sia palese. Perché temete che il PD non sia così compatto nel voto? Allora, noi abbiamo sempre chiesto il voto palese. Intanto buonasera, perché noi reputiamo che soltanto la trasparenza e la pubblicità possa rinnovare la politica italiana verso livelli di moralità che ha perso da tanto e tanto tempo. Noi vogliamo che tutti ci si metta la faccia, noi vogliamo che gli eletti possano e debbano rispondere del loro voto nei confronti degli elettori, cioè che noi addirittura siamo stati accusati da esponenti del PDL e anche del PD di tramare per il voto segreto, li abbiamo immediatamente fustigati presentando questa richiesta di modifica del regolamento affinché tutti quanti si voti con voto appunto palese, pubblico. Se poi non ce lo dovessero votare si assumeranno loro la responsabilità di concedere che nel segreto qualcuno possa tradire, e a tradire ultimamente sono stati in particolare quelli del PD quando si è votato per il Presidente della Repubblica Romano Prodi. E poi comunque noi ci ingegneremo in qualunque modo possibile al fine di rendere il nostro voto in qualche modo tracciabile, dimostrabile, verificabile. Non c'è soltanto il senatore... Ma basta voto incappucciato. Ovviamente io metto agli atti la già avuta risposta nella parte precedente da parte della Mosca rispetto al discorso del voto segreto, però le volevo domandare, Mora, secondo lei, così da neofita della politica, Berlusconi è arrivato vicino al capolinea? Cioè state vicini a questo? Guardi, io credo oppure no? Io credo che Berlusconi, credo che l'onorevole Berlusconi, come tutti i cittadini italiani, debba essere anche lui assoggettato all'ossequio della norma, della legge. Per cui penso che sia dovere e diritto di tutti quanti noi italiani imporre che la legge venga rispettata da tutti gli italiani. Mi pare che l'onorevole Silvio Berlusconi sia anche lui un cittadino italiano, deve rispettare le leggi di questo Stato. Morra, la ringrazio. Punto. Poi potrà cercare in tutti i modi di dilatare i tempi, però siamo arrivati al capolinea, il Paese ha necessità di affrontare i problemi veri, non possiamo stare appresso ad un pregiudicato che ci impegna con tempi inenarrabili perché ha problemi con le sue aziende, ha problemi con la giustizia, che ha sbagliato deve pagare. Morra, io l'aspetto a Milano in trasmissione e la ringrazio. Allora, prima avete parlato delle